della Pupa, un'iniziativa di marketing territoriale che va oltre la vocazione strettamente commerciale e ci parla di cultura, di storia e di coinvolgimento dei giovani al centro di questa iniziativa. Certo, i giovani devono essere assolutamente messi al centro anche perché da un lato rappresentano il futuro, ma oggi hanno dimostrato di avere anche padronanza e conoscenza degli strumenti che possono essere utili proprio per analizzare, studiare, promuovere il territorio, valorizzarlo, ma anche trovare nuove forme di utilizzazione, anche attraverso gli strumenti digitali ad esempio, no? Ma soprattutto per rendere il territorio delle colline sempre più inclusivo e anche accessibile, e questo è un altro elemento che oggi è stato sottolineato in modo molto forte. Preside Barazzuol, Isis Verdi, che diventa centro di discussione e ospita tutte le realtà scolastiche e territoriali e coinvolge i giovani in una tematica importante come quella della promozione del territorio. Sì, è proprio così. Noi stamattina abbiamo ospitato questo convegno che inaugura il biennio in cui Conegliano è stata nominata Città Italiana del Vino, e questa iniziativa di apertura ha visto coinvolte alcune scuole superiori del territorio, in modo particolare per l'appunto l'Isis Verdi di Valdobbiadene, che ha ospitato il Casagrande di Pieve di Soligo, il Dacollo e il Cerletti di Conegliano e il Beltrame di Vittorio Veneto. Questa mattina gli studenti delle varie scuole hanno presentato dei progetti che hanno svolto sul territorio, presentando diversi aspetti del territorio stesso, che hanno spaziato dall'aspetto turistico all'aspetto invece vitivinicolo e così via. E è stato bello vedere prima di tutto come le scuole lavorino per la valorizzazione del territorio e come i loro lavori possono davvero essere complementari e di grande aiuto e stimolo per la valorizzazione del territorio, e credo che gli ospiti di stamattina abbiano potuto apprezzare.